33 anni fa la mafia uccideva oggi Rosario Livatino, il primo giudice beato nella storia della Chiesa italiana. Rosario Livatino, integerrimo, definito il giudice ragazzino la cui vita e storia per esempio di grandi doti morali e coraggio è stata ripresa in vari film, fu ucciso il 21 settembre del 90 sul viadotto Gasena lungo la statale 640 Agrigento-Caltanissetta, mentre alla guida della propria Ford Fiesta color amaranto si recava in tribunale. Livatino cercò di mettersi in salvo finendo nella scarpata, ma i killer lo trovarono. «Perché cosa ho fatto?» disse il giudice, ma il suo assassino, Gaetano Puzzangaro, non rispose e sparò. Oggi proprio in quel luogo si trova una stele. Fu un testimone oculare, Pietro Nava, un imprenditore lombardo, a consentire con il suo racconto l'identificazione del gruppo che lo speronò e uccise. In seguito al processo vennero condannati all'ergastolo in qualità di mandanti Antonio Gallea, Salvatore Perla e Giuseppe Montanti, invece in quanto killer materiali Paolo Amico, Domenico Pace, Gaetano Puzzangaro, Salvatore Calafato e Giuseppe Avarello, e fu la Stigia a decretarne la morte perché, come riporta la sentenza, perseguiva le cosche mafiose impedendone l'attività criminale. Rosario Livatino era figlio unico di papà Vincenzo, laureato in legge, e Rosalia Corbo, entrambi morti prima che potessero gioire per la beatificazione del figlio. Dal 79 all'89, come sostituto procuratore della Repubblica, Livatino si è occupato delle più delicate indagini di mafia, di criminalità comune, ma anche nel 1985 di quella che poi negli anni 90 sarebbe scoppiata come la Tangentopoli siciliana. Dall'89 al 90 fu poi giudice a latere presso il Tribunale di Agrigento, interessandosi di misure di prevenzione. Nell'agenda di Livatino, alla data del 18 luglio 78, è possibile leggere: «Oggi ho prestato giuramento, da oggi sono in magistratura, che Dio mi accompagni e mi aiuti a rispettare il giuramento e comportarmi nel modo che l'educazione che i miei genitori mi hanno impartito esige. Fede e diritto». Livatino aveva scritto già sulla sua tesi di laurea in giurisprudenza nel 75 quel motto che lo avrebbe accompagnato per tutta la vita: sub tutela Dei. Forse non è casuale, ha affermato il cardinale Gualtiero Bassetti, che l'occasione per ricordare Rosario Livatino coincida con la memoria di Padre Pio. Tutti e due sono stati protagonisti della vita religiosa e civile del loro tempo, tutti e due uomini del sud del nostro paese che hanno mostrato i segni di quella grande potenzialità e vitalità che ha il meridione d'Italia. Papa Giovanni Paolo II definì Livatino martire della giustizia e indirettamente della fede. Nel 2011 venne avviato il suo processo di beatificazione, che si concluse il 9 maggio 2021. La sua festa da santo sul calendario cade il 29 di ottobre.